Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Palermo, 17enne inseguito da un gruppo di persone, ferito a colpi di arma da fuoco nella notte a Belmonte Chiavelli. Il giovane è stato operato all'ospedale civico, indagini attivate per cercare responsabili e movente. Ancora sangue sulla statale 113 tra Alcamo e Partinico, morto nella notte Alex Dara, 25 anni, dopo una violenta caduta con il suo scooter. Caro carburanti, il taglio di 17 centesimi sul gasolio non ferma la protesta degli autotrasportatori siciliani. Costi ancora insostenibili e minaccia di nuovi fermi dei mezzi nei porti dell'isola. Sergio Mattarella torna a Pantelleria a 70 anni dopo la sua prima visita da ragazzo. Oggi la prima volta di un presidente della Repubblica sull'isola. Il capo dello Stato ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale, ribadendo il valore strategico delle isole minori. L'ultimo saluto ad Alessandro Marchil, caporeparto dei Vigili del Fuoco, morto durante un intervento per spegnere un incendio nelle campagne di San Cataldo. A Caltanissetta l'omaggio di colleghi e istituzioni, mentre cresce l'allarme per gli incendi dolosi che stanno devastando la Sicilia. All'ospedale San Marco di Catania nasce il percorso della fragilità, con una stanza dedicata ai pazienti vulnerabili in arrivo al pronto soccorso, uno spazio protetto per garantire accoglienza, privacy e dignità a chi più ha bisogno di tutela. Calcio, primi allenamenti a Norcia per il Catania, dove sabato si giocherà il test col Ravenna. Sul mercato esuberi da piazzare, ma anche una rosa da arricchire in quasi tutti i reparti. Serie B, Palermo fra stadio e mercato. La nuova delibera per il Barbera è pronta per essere votata in Consiglio il 31 luglio. La trattativa per l'arrivo di Camatè dall'Inter ha subito un rallentamento. Torna d'attualità il nome di Rui Modesto. Ben trovati, è stata una notte di terrore a Palermo, nella borgata di Belmonte Chiavelli. Un 17enne ferito alle spalle da colpi d'arma da fuoco, probabilmente un fucile. Il giovane non è in pericolo di vita, ma al momento gli investigatori cercano di capire i responsabili, chi siano stati responsabili, ma anche il movente di questa sparatoria. Marco Gullà. Il silenzio della borgata di Belmonte Chiavelli a Palermo squarciato dal tonfo assordante di un colpo di arma da fuoco. In queste strade della periferia palermitana ieri sera un ragazzo di 17 anni è stato inseguito e ferito da alcuni proiettili. Il giovane, mentre si trovava insieme a un cugino, è stato quindi inseguito in uno dei veicoli della zona, è stato poi colpito al gluteo da colpi d'arma da fuoco. Ancora spari, ancora giovanissimi che girano armati come nelle serie TV. Il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale civico. Non è in pericolo di vita. I primi elementi farebbero pensare all'impiego di un'arma lunga, verosimilmente un fucile da caccia o un'arma d'aria compressa modificata. Gli investigatori della squadra mobile stanno procedendo ad ascoltare la vittima, il cugino presente al momento dell'agguato e i testimoni della zona per delineare la dinamica esatta dell'accaduto e identificare gli aggressori che hanno inseguito i due giovani prima di aprire il fuoco. E a Siracusa un uomo è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per avere aggredito 2 persone, ferendone una con una accetta. È stato bloccato vicino alla stazione mentre cercava di fuggire con l'arma. E purtroppo vi dobbiamo raccontare di un altro incidente mortale, ancora sangue sulla statale 113 tra Alcamo e Partinico. Siamo nel Trapanese, morto a 25 anni Alex Dara, vittima di un incidente scooter nella notte. Indagini in corso per chiarire le cause della tragedia. Laura Spanò. Ancora sangue sulle strade siciliane, soprattutto lungo la famigerata statale 113 che collega Alcamo con Partinico, teatro negli ultimi mesi di diversi sinistri anche mortali, l'ultimo dei quali verificatosi lo scorso 30 maggio con una vittima e diversi feriti. La notte scorsa ancora un altro incidente mortale, a perdere la vita Alex Dara, di 25 anni, alcamese. Alex viaggiava in sella al suo scooter 150 quando, per causa ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo
controllo del mezzo, finendo violentemente sull'asfalto. L'incidente si è verificato intorno alle 2 del mattino, poco prima della seconda galleria lungo la statale 113, un tratto di strada rettilineo che purtroppo spesso invita alla velocità. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Municipale non risultano coinvolti altri veicoli e non vi sarebbero testimoni diretti della dinamica. Le indagini sono indirizzate a capire se si è trattato di una distrazione da parte della vittima, se a causare l'incidente sia stata la velocità o se la moto possa essere stata urtata da qualche altro mezzo poi fuggito. E adesso cambiamo decisamente pagina, ci occupiamo del caro carburanti con gli autotrasportatori siciliani che sono nuovamente pronti a bloccare i porti dell'isola. Lo sconto varato ieri dal governo, tra l'altro, non soddisfa la categoria. Lorena Dolci. Carburanti alle stelle. Non basta lo sconto di 17 centesimi al litro per il gasolio. Un decreto ponte del governo fino al 6 agosto per fronteggiare i rincari dovuti alle tensioni internazionali, ma che per ammissione della stessa Premier Meloni non risolve il problema. Sul piede di guerra gli autotrasportatori. No, per noi non va bene. I 17 centesimi riconosciuti sulle accise mobile che ha dato il governo Meloni non vanno bene per gli autotrasportatori, perché per noi che trimestralmente ci riconoscono le accise è una perdita. Una situazione insostenibile, dicono le associazioni di categoria, rispetto ad un costo che resta sopra i 2 euro. Solo nell'ultima settimana il prezzo del gasolio è aumentato di 40 centesimi al litro, che significa 400 euro in più per ogni 1000 litri di gasolio. Oltre alla proroga del credito d'imposta, per altri 2 mesi gli autotrasportatori chiedono al governo nazionale di erogare subito 300 milioni e a quello regionale di poter utilizzare i 15 milioni stanziati per il caro gasolio. Una sorta di ultimatum. Se non abbiamo dei riscontri noi ci fermiamo, non andiamo a lavorare, quindi ci dispiace per tutti. E dal caro carburanti alla crisi idrica andiamo a Maddalusa, siamo nel Agrigentino, impossibile rifornirsi con le autobotti, è una situazione drammatica quella di molte famiglie del luogo e così il sacerdote appunto del posto ha organizzato una vera e propria carovana di solidarietà, ce la racconta Adelaide Barbagallo. Abbiamo pensato di portare il dono più grande oggi necessario, il dono dell'acqua. Abbiamo portato tantissimi bidoni d'acqua, abbiamo portato casse d'acqua, proprio per esprimere in primis e soprattutto l'umanità. L'iniziativa è di Don Marco Damanti, da tutti ribattezzato il prete del popolo per il suo profondo impegno sociale a favore degli ultimi. Oggi la sua nuova sfida di solidarietà punta a portare l'acqua alle famiglie fragili di Maddalusa, frazione di Agrigento, a secco ormai da mesi. La crisi nasce dal blocco dell'erogazione imposto dall'AICA a numerose abitazioni della zona, classificate come abusive o parzialmente abusive. Un vicolo cieco normativo che impedisce ai residenti persino di rifornirsi legalmente tramite le autobotti autorizzate. L'acqua è un diritto universale, l'acqua è essenziale, l'acqua appartiene a tutti e non può essere privatizzata, non può essere una merce, non può essere profitto. Di fronte all'emergenza Don Marco non è rimasto a guardare, ha organizzato una carovana della solidarietà con la comunità di Campobello di Licata, raccogliendo e consegnando personalmente a Maddalusa un furgone pieno di bottiglie e taniche di acqua potabile. Rimaniamo umani in questa umanità che diventa sempre più indifferente e dove purtroppo la dignità della persona viene calpestata. Don Marco fa un appello alle istituzioni. Invito tutte le istituzioni, tutti quelli che hanno voce in campo, di essere uniti nell'umanità. E adesso il presidente Mattarella. Oggi la sua è stata la prima volta di un presidente della Repubblica in visita nell'isola di Pantelleria. E noi vi raccontiamo la sua visita grazie a Orazio Longo, il servizio. La prima volta fu 70 anni fa, ma era poco più che un ragazzo. Ebbe l'occasione di incontrare il sindaco dell'epoca, Almanza, a cui oggi è dedicato l'Istituto Superiore Omnicomprensivo dell'isola. Pantelleria mi ha accompagnato per la mia vita, durante la mia vita, per la
consapevolezza della sua importanza. La prima volta di Sergio Mattarella fu 70 anni fa, ma la prima volta di un presidente della Repubblica a Pantelleria è stata oggi. Il capo dello Stato è giunto alle 11 nell'isola, dove nell'hangar del distaccamento aeroportuale con le autorità civili e militari, tra cui il ministro Pichetto Fratin, ha parlato dell'importanza delle isole cosiddette minori e di Pantelleria in particolare. Il presidente Cucci poc'anzi ha ricordato la straordinaria, emblematica presenza a Pantelleria di García Márquez. Mi ha fatto ricordare il titolo di un libro di García Márquez, titolo che recita: non sono venuto per fare discorsi, non sono venuto a fare discorsi, ma per uno scopo preciso, quello di esprimere, riconfermare l'affetto degli italiani per Pantelleria. L'occasione è la celebrazione del decennale dell'istituzione del primo parco nazionale della regione siciliana a Pantelleria, proprio grazie alla firma dello stesso Mattarella, che lo ha istituito 10 anni fa. L'importanza che Pantelleria riveste per la nostra Repubblica. Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro. Prima di lasciare l'hangar ha salutato i bambini che lo festeggiavano sventolando le bandiere tricolori. Dopo il bagno di folla in piazza Cavour, prima di una breve visita al Museo Geonaturalistico e all'Arco dell'Elefante. Audizione in Commissione Nazionale Antimafia del procuratore di Palermo De Lucia, che 3 anni fa ha arrestato Messina Denaro. Argomento: l'enorme patrimonio accumulato dal capomafia e sui complici che ne hanno favorito la gestione. De Lucia, ricordando di avere arrestato 18 mafiosi favoreggiatori di Messina Denaro, che era stato latitante per 30 anni, ha detto che sono in corso nuove indagini su ingenti somme di denaro riconducibili al boss, dopo il sequestro di beni per 200 milioni recentemente effettuato con la collaborazione di 7 paesi stranieri. Allarmante la rivelazione del procuratore. Ci sono segnali, ha detto, che la mafia voglia acquistare droni lanciamine. I boss sono interessati all'acquisto di armi da guerra. La seduta per richiesta di De Lucia sarà secretata. A Palermo un'immagine inedita di un giovane Don Pino Puglisi, all'età di 27 anni, il volto del Parrinu per antonomasia, e adesso un'opera d'arte, la vedete, realizzata da Andrea Puglisi per la Fondazione Federico II. Si intitola Il rosso assoluto, in omaggio al sangue del martirio. Il murales, inaugurato oggi, colora la facciata di un palazzo nel cuore del suo quartiere Brancaccio ed è rivolto verso la parrocchia di San Gaetano, di cui Don Puglisi era parroco quando è stato ucciso dalla mafia il 15 settembre del 93. Un progetto che ha l'obiettivo di donare ai giovani modelli positivi, eroi della legalità, in contrapposizione agli esempi del male, spesso idolatrati anche perché protagonisti di fiction e di serie televisive. Sono stati momenti di dolore, ma anche di riflessione su quello che è la piaga di questi tempi in Sicilia, gli incendi dolosi. Oggi tutto questo nel giorno dell'addio ad Alessandro Marchì, il vigile del fuoco che ha perso la vita mentre era impegnato nello spegnimento di un incendio. È andata per noi la nostra Rita Cinardi. Le sirene dei Vigili del Fuoco hanno accompagnato l'uscita del feretro dalla cattedrale di Caltanissetta. È stato l'ultimo saluto ad Alessandro Marchì, il capo reparto di 59 anni, morto nei giorni scorsi mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un incendio nelle campagne di San Cataldo. Ad accoglierlo all'esterno della chiesa un lungo applauso nel giorno in cui l'intera comunità si è stretta attorno alla moglie e 3 figli adolescenti. La giornata era iniziata al comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dove in tanti si sono riuniti per rendere omaggio ad Alessandro Marchì. Il feretro è stato poi sistemato sull'autoscala del corpo e accompagnato da un corteo di mezzi di servizio raggiunto la cattedrale. A celebrare le esequie è stato il vicario generale della diocesi, Monsignor Onofrio Castelli, che nell'omelia ha ricordato Marchì come un uomo che non si è mai tirato indietro di fronte al pericolo, sempre pronto a mettere la propria vita al servizio degli altri. Presenti anche il capo nazionale dei Vigili del Fuoco, Eros Mannino, e il dirigente generale della Protezione Civile della Regione Siciliana, Salvatore Cocina, che hanno richiamato l'attenzione sulla necessità di fermare la mano dell'uomo dietro i numerosi incendi che in queste settimane hanno devastato la Sicilia.
Purtroppo c'è una parte di questi incendi che certamente è di natura criminale e questo è veramente un messaggio etico che bisognerebbe mandare a tutti i cittadini, se non altro anche di stare attenti nelle lavorazioni pericolose o quando ogni volta che si accende fuoco in queste stagioni dove purtroppo il clima poi può determinare effetti catastrofici. Fa rabbia pensare che tutto ciò poteva essere evitato bloccando la mano umana che ha appiccato questi incendi, perché questi incendi non hanno cause naturali. E adesso a Catania siamo pieni di rifiuti, i controlli non esistono, il grido d'allarme degli anziani che frequentano Piazza 2 Giugno 1946, desolanti le cartoline che vi mostriamo, il servizio di Tonino De Mana. Sedie in legno abbandonate e disseminate su marciapiedi ed aiuole, carta, cartone e rifiuti sparsi ovunque, rami degli alberi ad altezza d'uomo, pardon, bambino. Queste scene di ordinario degrado arrivano da Catania e precisamente da piazza 2 giugno 1946, incastonata nel trafficato e dimenticato viale Mario Rapisardi, un tempo salotto buono della città, oggi simbolo dell'abbandono. Gruppetti di anziani giocano a carte, attorno altre carte di ogni tipo e colore ricoprono l'area. Guarda tutto quello che c'è per terra, che fanno schifo completamente, vengono soltanto una volta a settimana a fare la pulizia. Venivano bambini, signore, a sedersi a prendersi un po' d'aria, ora non vengono neanche gli spazzini a pulire. I pochi presenti, tra l'altro a rischio per la mancata potatura degli alberi ed esposti quindi alla caduta di rami secchi, chiedono più attenzione ed invocano controlli. Non esistono i controlli. Noi ci besticciamo giornalmente con le persone perché portano i cani qua a fare i bisogni e non è giusto perché noi qua veniamo per sederci e respirare un po' d'aria. Per raggiungere questa panchina lei si è dovuta addirittura abbassare. Perché i viandanti sono molto vecchi. Dovrebbe essere putate perché sono troppo basse. Sono tante le segnalazioni al nostro numero di WhatsApp 342 74 55005, SOS e richieste di aiuto che arrivano dal centro e dalle periferie, segno evidente che qualcosa alla voce verde pubblico non funziona a dovere. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi torneremo per andare all'ospedale San Marco dove è stata inaugurata oggi la stanza della fragilità. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale. A Catania, all'ospedale San Marco, è stata inaugurata oggi la stanza della fragilità. Sentiamo Tonino De Mana. È realtà all'ospedale San Marco di Catania il nuovo percorso della fragilità, al cui interno si colloca la stanza della fragilità, uno spazio dedicato alle persone che accedono al pronto soccorso in condizioni di particolare vulnerabilità fisica o emotiva. Ideato per garantire riservatezza, accoglienza e tutela della dignità della persona, il percorso offre un ambiente protetto e tranquillo in cui ricevere assistenza e supporto. Per ogni inaugurazione che si rispetti, immancabile il taglio del nastro. È un percorso che è dato del prendersi cura del paziente, non solo curarlo, ma prendersene carico, prendersene cura, avvolgerlo in un percorso di attenzioni, anche i colori, le immagini, il senso del disegno che vedete alle mie spalle, la finestra che apre il muro verso un orizzonte e verso un qualcos'altro, quale che sia il qualcos'altro a secondo della fase della vita che il paziente attraversa, penso che abbia un'importante, enorme rilevanza oggi. Nelle pareti spicca il dipinto realizzato dall'artista Giorgia Aurifici a cura dell'associazione Corsie a Colori. Restiamo a Catania, vi presentiamo Serena, la più giovane, laureata in ingegneria informatica della facoltà appunto di Catania, 20 anni e un sogno, lo sentiamo dalle sue parole nel servizio di Lorena Dolci. È la laureata in assoluto più giovane del corso di laurea in ingegneria informatica dell'Ateneo Catanese. A 20 anni, 8 mesi e 8 giorni, la giovane catanese Serena Schembra porta a casa la laurea in ingegneria informatica e il primato di più giovane laureata della facoltà di Catania. Un traguardo frutto di dedizione e impegno. È stato complicato soprattutto all'inizio perché provenivo dal liceo classico, quindi iscriversi in ingegneria è stato un passo abbastanza complicato al primo anno, però ho avuto professori fantastici in questi 3 anni che mi hanno aiutato a sviluppare un metodo di studio.
Serena è anche la più giovane donna laureata in ingegneria informatica di tutta la Sicilia, un'eccellenza che smentisce il luogo comune che le materie STEM, le discipline scientifico-tecnologiche, siano prerogativa maschile. Ci sono tante mie colleghe anche molto brave e anche magari più rispetto ai colleghi, quindi questa cosa secondo me è solo un concetto comune che andrebbe smontato. Ecco. Dopo la triennale Serena è pronta a spiccare il volo come tanti suoi colleghi. L'attende la magistrale al Politecnico di Torino e poi il lontano Oriente. Mi vedo lavorare in qualche ambito dell'informatica, della computer graphics. Il sogno del cassetto sarebbe andare a lavorare alla Nintendo, a fare videogiochi. Tra le mani la tesi che riunisce le sue grandi passioni, l'informatica e gli scacchi, perché anche con tanto studio la vita è sempre un gioco. È una partita a scacchi in cui non si sa mai cosa può fare l'avversario, quale sarà la prossima mossa. E adesso c'è un'altra pausa e poi torneremo con il calcio, cominceremo con il Catania, le prime sedute di allenamento a Norcia. Da tra poco. E siamo al calcio, prime sedute per il Catania a Norcia, dove sarà presente anche il direttore sportivo Varrà. Servono nuovi innesti, ma si deve giocoforza pensare alle uscite. Il 1° agosto alle 17:30 il test contro il Ravenna. Marco Carli. Nei giorni che precedono definizione del girone e stesura dei calendari, fissata per giovedì a mezzogiorno, il Catania mette benzina nelle gambe a Norcia in Umbria. Al lavoro in 27, come già anticipato, non ci sono Di Noi e Luperini che non fanno parte dei progetti tecnici del Catania per cui il club tratta la cessione. Non c'è nemmeno Aloi, fermo ormai da inizio stagione scorsa. Varrà sarà con la squadra a Norcia nella sede del ritiro, ovviamente con l'obiettivo di dare anche impulso al mercato. Fra i nomi che circolano in arrivo, reggerebbe quello di coda, ma sarebbe più un'alternativa che la prima scelta. Come più volte detto, sono le uscite che possono alimentare le trattative. Oltre a Di Noi e Luperini ci sono altri giocatori come Dini, per cui si parla di Treviso e Guidonia, o Stoppa. Per Di Gennaro c'è stato realmente qualche sondaggio di alcune società con il Catania. Il mercato, come detto dallo stesso Varrà, sarà lungo e potrebbe essere completato se serve anche in prossimità delle partite ufficiali di Coppa e Campionato. Intanto, fra i nuovi volti, prima di partire per Norcia, si è presentato così Michael Liguori. Sono molto contento di ritornare e l'ho presentato anche alla società. E poi sì, vengo da 3 stagioni importanti a Padova, una anche a Campobasso. Poi mi dispiace per l'ultima che è andata male, però sono un ragazzo che non si abbatte e va sempre avanti, quindi sono molto contento di ritornare qua e spero di fare il mio meglio, come ho sempre fatto alla fine. Mercato e iter per la riqualificazione dello Stadio Barbera. Entro il 31 luglio il piano operativo arriva in Consiglio Comunale. Sul mercato rallentamento per Camatè dell'Inter. E sentiamo Marco Gullà. Il Palermo vive ore decisive sia sul piano infrastrutturale che su quello del mercato. Sulla questione stadio arriva un'importante svolta burocratica. Superati i rilievi documentali, la nuova delibera per il Barbera è pronta per essere votata in Consiglio, ovvero il 31 luglio, data decisiva non solo per l'iter della delibera per i lavori di ristrutturazione, ma anche perché coincide con l'ultimo giorno utile per presentare la candidatura di Palermo tra le città che ospiteranno gli europei del 2032. Intanto la squadra rosanero lavora in ritiro in Val Gardena, ultimi giorni di preparazione, poi ad agosto la tournée in Australia. Sul mercato la trattativa per l'arrivo di Siaka Camatè dall'Inter ha subito un improvviso rallentamento a causa dei dubbi avanzati dall'entourage del calciatore. Per questo motivo la dirigenza rosanero valuta piste alternative per le corsie esterne. Torna d'attualità il nome di Rui Modesto dell'Udinese, mentre il DS Osti non molla la pista che porta a Moreo del Pisa, nonostante la resistenza del club toscano nel cedere l'attaccante a una diretta concorrente. In uscita si registrano i passaggi ufficiali in prestito di Nicolau all'Oficrete e di Vasic al Südtirol, mentre l'Eduaron resta un profilo gradito al Troyes. Brunori resta invece in attesa di una nuova sistemazione che possa permettere ai rosanero di sfoltire l'organico e far posto ai nuovi innesti.
E prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora: tentato omicidio di un imprenditore agricolo sulla strada statale 575 in territorio di Carcaci, frazione di Centuri Penellennese. Secondo una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Enna, la vittima era a bordo della sua auto quando qualcuno gli ha sparato contro alcuni colpi di arma da fuoco. I proiettili hanno centrato il mezzo, colpito l'imprenditore, che seppure rimasto ferito è riuscito ad arrivare all'ospedale di Biancavilla, dove non è comunque considerato in pericolo di vita. La procura di Enna ha aperto un'inchiesta appunto per tentato omicidio. Altri aggiornamenti anche su quest'ultima notizia certamente nella prossima edizione del nostro telegiornale, che vi ricordo è alle 19. A tutti un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.